Ci troviamo a Santa Caterina da Siena a Napoli, dal 1997 il quartier generale della Fondazione Pietà dei Turchini, luogo che negli anni ha accolto concerti, manifestazioni musicali, spettacoli, ma anche conferenze, convegni scientifici, seminari, incontri. Tutto questo ha generato nel 2003 la nascita della Turchini Edizioni, che ha prodotto 3 collane editoriali, una dedicata alla storia della musica a Napoli dal 500 al 900 e proprio sul volume ultimo pubblicato dalla Turchini Edizioni, quello dedicato al 600, abbiamo immaginato di proporvi 5 appuntamenti di cui vi parleranno i curatori del volume, Francesco Cotticelli e Paolo Giovanni Maione. Il progetto editoriale della storia della musica e dello spettacolo a Napoli si articola in più volumi. È già uscito il volume sul 700 qualche anno fa ed ora invece è pronto e è andato alle stampe il volume sul 600. Sono 2 volumi molto articolati e si avvalgono della prefazione di Aldo Masullo, forse l'ultimo scritto del grande filosofo, il quale dà una visione del 600 straordinaria, quasi è un prologo a tutto ciò che poi incontrerà il lettore in questa lunga avventura messa su da un numero cospicuo di studiosi. E su tutto ciò che contiene questo volume ci parleranno gli stessi contributori in questi 5 incontri che saranno diretti da Anthony Del Donna, da Aurelio Musi, da Raffaele Mellace, da Angela Romagnoli e da Pier Mario Vescovo. Godiamoci allora queste conversazioni tra amici e colleghi sui temi del libro, dalla politica alla società, al teatro, alla musica, a tutte le forme che hanno caratterizzato la straordinaria esperienza del Seicento napoletano, che è un'epoca inimitabile, e ci piace pensare che questo sia un tributo a una stagione che ancora oggi è motivo di approfondimento e di viva ispirazione. Oggi siamo qui per parlare di questa opera poderosa e ponderosa di cui tengo in mano il volume che oggi ci riguarda. Ce n'è un altro della stessa mole, pubblicato dalle edizioni Turchini, che si intitola Storia della musica e dello spettacolo a Napoli. Poi torneremo naturalmente su questo binomio e anzi potremmo dire che oggi ci occupiamo di spettacolo a Napoli, poi nel senso più ampio che proveremo a dire. Questi 2 volumi sono dedicati al 600, sono curati da Francesco Cotticelli, che è con noi oggi, e da Paolo Giovanni Maione, che pensavo ci fosse, invece non c'è, ma che quindi guiderà, credo, sarà presente a un altro incontro. Allora, nell'ordine di apparizione dentro al volume, quindi seguendo una scaletta evidentemente che è stata concepita per la continuità e la sovrapposizione degli argomenti, parleremo con Francesco Cotticelli, con Nicola De Blasi, con Pierluigi Ciapparelli e con Bianca Maurmeier, che si sono in quest'opera rispettivamente occupati di un capitolo dedicato, se non riferisco male, allo spettacolo, al teatro non musicale, Francesco Cotticelli, ma anche all'organizzazione dello spettacolo, e porremo subito alcuni temi che mi sembrano molto importanti, al capitolo di Nicola De Blasi dedicato alla letteratura, alla lingua e al dialetto, al loro rapporto con Napoli e in particolare, visto che questo è un secolo centralissimo, in particolare per il teatro e per il teatro che scopre, che impone, che mostra all'Europa intera il napoletano, a un capitolo appunto che riguarda questa
tematica. Poi quelli di Pierluigi Ciapparelli e di Bianca Maurmai, di due aspetti che sembrano aspetti tecnicamente ristretti, selettivi dello spettacolo, inteso nel senso dello spettacolo che si fa sui palcoscenici, cioè la scenografia e la danza, che invece sono declinati, dichiarati sempre in in questa complessità di rapporto con la città e con la doppia valenza dello spettacolo della corte, dello spettacolo reale, che è uno spettacolo che si irradia anche nei luoghi fisici della città, e dello spettacolo invece che va nelle sale, nei palcoscenici pubblici e privati, dove Napoli viene rappresentata in maniera molto forte. Quindi la prima domanda che porrei a tutti in quest'ordine è quella di questa definizione complessiva di qualcosa che io chiamo spettacolo, nel senso di quello che viene osservato da qualcuno o anche ascoltato naturalmente, oppure usando una parola ancora più ampia e onnicomprensiva, l'idea di scena. Allora, leggerei tanto per introdurre il tema, questa declinazione, almeno questa interpretazione più ampia della parola scena, che quindi coinvolge non solo lo spettacolo teatrale, ma l'intera città e l'intera cultura, che nel teatro manifesta una propria particolarità ed evidenza, alcune righe dell'antropologia di Kant, in cui Kant descrive, diciamo così, il carattere degli italiani. Allora, questa idea della metafisica dei costumi o dei costumi è molto restrittiva. Questo passo, tuttavia, non si può dire che non abbia delle linee di osservazione profonda e di esattezza, e che riguardano naturalmente in particolare una città come Napoli, indiscutibilmente una delle capitali del teatro in tutti i sensi, o della scena europee. Come il francese prevale per il gusto della conversazione, l'italiano prevale per il gusto per le arti. Il primo preferisce i festeggiamenti privati, il secondo i festeggiamenti pubblici. Pompe delle sfilate, processioni, grandi spettacoli, carnevali, mascherate, splendore dei pubblici edifici, dipinti, mosaici, antichità romane di stile elevato. Gli piace vedere ed essere visto tra una numerosa compagnia. Né si deve dimenticare l'interesse personale, la scoperta del cambio, delle banche, della lotteria. Questo è il suo lato buono, cui bisogna aggiungere la libertà che i gondolieri e i lazzaroni possono permettersi con i grandi, che retrospettivamente non ci pare, credo, assolutamente un lato cattivo, ma anzi un lato caratterizzante. Bene, allora cominciamo senz'altro e seguiamo la scaletta della vostra apparizione in volume. Grazie per Mario per queste sollecitazioni. Sono d'accordo con te che talvolta queste indicazioni hanno perlomeno fondato dei cliché che sono ancora duri ad abbattersi, anche se presentano contestualizzate una serie di istruzioni, diciamo, di chiavi di lettura. Per quello che riguarda Napoli, devo dire la verità, c'è una citazione che fa capolino anche nel mio contributo, che in qualche modo si ricollega proprio a questa idea delle visioni date una volta per tutto. Ed è una citazione di un benemerito intellettuale del XX secolo che chiude una sua storia di Napoli, sto parlando di Antonio Ghirelli, con una frase abbastanza emblematica, commentando una serie di fenomeni che riguardano proprio il tardo Ottocento napoletano, auspicando che tutto questo possa essere riletto quando Napoli cesserà di essere diversa. La sollecitazione da cui nascono molti dei contributi di questo volume è proprio il peso di questa diversità nella specifica dimensione della musica e dello spettacolo, e anche il tentativo di capire che cosa vedesse un pubblico, che cosa percepisse un pubblico del XVII secolo di un fenomeno che nella buona o nella cattiva sorte ha caratterizzato la storia, la cultura di questo territorio. Più specificamente mi sembrerebbe di poter dire che se inseriamo Napoli in un clima generale di alcuni fenomeni dell'età moderna, in cui ci rendiamo conto che assistiamo alla nascita del professionismo teatrale, assistiamo alla nascita di attori e compagnie di professione,
assistiamo alla nascita di uno show business che poi insomma si declina in vari modi, e ancora questo per esempio è un asse portante pure per una lettura manualistica di certi fenomeni della storia teatrale europea nel cuore dell'età moderna. Capire quanto Napoli si inserisca in questi fenomeni macroscopici e quanto li declini in una maniera del tutto specifica, del tutto anomala, del tutto particolare, e che cosa poi in qualche modo si riflette effettivamente di questa esplosione nello sguardo del pubblico di allora e di un pubblico curioso di oggi. Potrei dirti che secondo me emergono delle specificità napoletane molto forti, con tutte le premure del caso, perché in realtà bisognerebbe cercare sempre di evitare l'equivoco di cercare nel passato motivazioni e radici di fenomeni che oggi ci sembrano piuttosto evidenti, ma che in qualche modo si delineano con una certa chiarezza. Per esempio, questa è una magnifica ossessione alla quale mi sono dedicato tanto. Credo che Napoli spicchi per diciamo un contributo dato effettivamente all'Europa sul piano proprio della gestione del mezzo teatrale, sulla gestione sociale, sul controllo del mezzo teatrale. Che è un fenomeno assolutamente interessante, perché il tutto prende l'avvio da provvedimenti analoghi a quello che si registra per esempio in Spagna o in altri territori come anche la Francia, ma qui assume delle connotazioni particolari e arriverà addirittura ad esplodere in una diarchia insostenibile, per esempio nel cuore del Settecento. Io ho ipotizzato più volte che anche il grande gesto di costruzione del San Carlo rappresentò per Carlo di Borbone il modo di disfarsi di una eredità giuridica e istituzionale che era largamente anacronistica nel cuore del XVIII secolo. Questo per dire proprio la durata di certi fenomeni. Mi piacerebbe sottolineare per esempio anche il peso che assume proprio la componente attoriale e interpretativa nel gioco drammaturgico. Qui è più insidioso il problema, perché è veramente il rischio di leggere l'avventura seicentesca con la storia più recente del teatro napoletano, quella otto-novecentesca, con la quale diciamo esiste ancora una grande familiarità da parte del pubblico, è effettivamente un rischio molto forte. Però l'idea che la drammaturgia napoletana tende a privilegiare una decisa responsabilità di attori e compagnie nella definizione di, uso un termine orribile ma che ci dà l'idea in questo momento, di prodotti da fare interagire sul mercato, è un dato che credo emerga facilmente. Così come per esempio anche precoce il fatto che ci siano artisti, e penso a un Silvio Fiorillo, che si giocano la loro carriera di respiro davvero internazionale, già forti di quello che a tutti gli effetti, l'ho già detto in altre occasioni, è un brand napoletano, è un approccio, diciamo, a stare sulla scena e a costruire la scena. E, insomma, è interessante questa dialettica tra ciò che appartiene a un fenomeno collettivo e ciò che effettivamente è diverso, costituisce un caso e, non vorrei peccare di sciovinismo, costituisce in un certo senso anche un modello per la cultura europea, teatrale, spettacolare di antico regime. Benissimo, hai appena fatto il nome di Silvio Fiorillo, che è anche uno dei nomi centrali del saggio di Nicola De Blasi, a cui passiamo quindi la parola. Bene, il nome di Silvio Fiorillo effettivamente riporta a un punto cruciale dell'origine della letteratura in dialetto a Napoli nel Seicento, e soprattutto rimanda a una visione di una realtà stratificata che viene anche rappresentata in teatro, appunto in opere in cui il napoletano si incontra con il toscano, come accadeva probabilmente nella realtà, in una realtà che era molto complessa e con una vocazione al multilinguismo, come in genere accade in questo periodo nelle grandi città.
e probabilmente vale per Napoli la stessa cosa che vale per Venezia e che è stata già messa in evidenza, e cioè la grande città con vocazione metropolitana e internazionale è una città in cui persone che parlano lingue diverse si incontrano, comunicano e in un certo senso si osservano a vicenda. Forse già questo rappresenta il primo seme di una vocazione teatrale. Osservare gli altri significa anche avere l'idea che la città possa essere vista come scena e quindi possa essere anche trasportata in scena con tutte le sue complessità. E per il Cinquecento a Napoli abbiamo alcune testimonianze che ci fanno proprio vedere questa crescita enorme della città dal punto di vista urbanistico. Possiamo dire la città nel Cinquecento raddoppia i suoi spazi, è l'epoca in cui vengono costruiti i quartieri spagnoli che rappresentano di fatto un raddoppio della città dal punto di vista della superficie, e sono anche zone in cui arrivano persone che parlano lingue diverse, che appunto arrivano gli spagnoli, ma contemporaneamente a Napoli arriva anche una consistente immigrazione dalle province, che nel Cinquecento deve essere stata più consistente che in passato. E quindi abbiamo un ampliamento, forse perfino un raddoppio della popolazione, con conseguente complicazione sul piano del plurilinguismo. E in un certo senso, se mettiamo in relazione questo elemento con la nascita della letteratura dialettale, non ci sorprende appunto di trovare la letteratura dialettale in stretta combinazione con il teatro, appunto un nome come quello di Silvio Fiorillo che porta in scena programmaticamente le parole che lui definisce parole piantute, cioè parole ben piantate, pesanti, parole dotate di una materialità greve, di una consistenza specifica più robusta, ma accanto a queste parole piantute appunto troviamo il toscano, un toscano forse stilizzato, ma comunque modellato sulla tradizione letteraria. Quindi anche attraverso questa scena di Silvio Fiorillo, come attraverso la letteratura dialettale, abbiamo idea di una realtà appunto complessa in cui le lingue si incontrano, ed è anche un'epoca, dobbiamo aggiungere, un'epoca in cui si afferma l'italiano letterario e il dialetto si ritaglia un suo spazio in questo mondo dello spettacolo e della letteratura, che porta poi anche a un'osservazione ulteriore, perché in un certo senso anche la letteratura riflessa nasce come osservazione della lingua, quindi in un certo senso la lingua diventa uno degli aspetti della realtà che vengono osservati dall'esterno e diventano oggetto di rappresentazione. Questo vale sia per il teatro sia per la letteratura. E quindi è anche interessante verificare come anche la letteratura apparentemente non destinata alla recitazione contenga in realtà in sé elementi teatrali, sia perché talvolta viene evocata la scena nelle opere, sia perché intere opere si presentano di fatto come rappresentazione, come racconto orale. Pensiamo al caso eccezionale dell'Opunto dei Lipunti, che appunto mette in scena persone che raccontano, cioè nella narrazione entra il racconto, un racconto che sembra in fondo nascere già con questa vocazione di rappresentazione. Quindi
È vero, possiamo dire in un certo senso che per quanto riguarda alcune dinamiche, alcuni nessi tra letteratura, spettacolo, dialetto, in questi decenni del Seicento possiamo dire c'è già tutto, c'è un mondo che poi verrà sviluppato successivamente, anche senza continuità, nel senso che molta esperienza seicentesca in letteratura di fatto rimane senza seguito immediato, però poi può essere recuperata a distanza di decenni o addirittura a distanza di secoli, fino a mettere in mostra, possiamo dire, degli elementi costitutivi di una cultura letteraria che si esprime nel dialetto napoletano. Benissimo, poi qui ci sono tantissimi temi, adesso non vorrei interrompere la scaletta, ma sono molte suggestioni, ricordo solo la chiusura del tuo saggio, quando poi arrivi fino ai napoletani moderni e per esempio ricordi che Raffaele Viviani è aderente al monolinguismo dialettale molto meno di quanto non si creda, e quindi questa complessità in realtà, anche per riprendere le parole di Francesco di prima, è comunque un dato di fatto, cioè c'è discontinuità, ma ci sono elementi di tradizione molto forte. Allora diamo senz'altro la parola a Pierluigi Ciapparelli, che come ricordo, come ho detto prima, ha scritto un capitolo dedicato alla scenografia, che è ancora un capitolo bipartito, almeno bipartito, un capitolo molto complesso che intreccia la dimensione visiva della città alla riproduzione teatrale, al fare della città scenografia. E gli lascio senz'altro la parola. Sì, senz'altro c'è una forte identità tra scena e città nel corso del Seicento a Napoli, forse anche sollecitata dall'espansione della città stessa lungo la costa di Posillipo, con la creazione delle numerose ville, i famosi casini di delizia, che è un fenomeno già avviato ovviamente nel secolo precedente, ma che si consolida in maniera molto forte nel corso del Seicento. E quindi sembra naturale che non solo alcuni luoghi della città, e specificamente Posillipo, diventino un po' la cornice, come dire, paesistica e architettonica di eventi di spettacolo, e penso alla consuetudine anche di recitare su piattaforme galleggianti, addirittura su barche, commedie, utilizzando la costa stessa di Posillipo come fondale continuamente in mutazione. Ma anche, come ben sappiamo, luoghi specifici come la zona di Mergellina oppure lo specchio d'acqua di fronte a Palazzo Donnanna occasionano spazi con una configurazione a metà tra architettura e paesaggio, e dove collocare appunto grandi eventi spettacolari, come per esempio il famoso tablado costruito nel 1685 per celebrare le feste in occasione dell'onomastico della Regina Madre di Spagna. Tutto questo ci riporta a uno specifico poi della scena napoletana, che è quello di rappresentare certamente parti della città, e specificamente di Posillipo, come ad esempio nel Festaballo del 1620, dove il Palazzo della Goletta viene restituito ovviamente in forme semplificate all'interno della Sala Reggia nel Palazzo Vicereale. Ma non è solo questo, direi che in generale una specificità napoletana dal punto di vista della scenografia è proprio quello di riportare elementi della città, ma anche da personaggi legati ai miti di fondazione della città stessa, e quindi la ricorrenza continua della figura di Partenope o anche del fiume Sebeto, elementi che chiaramente si collegano ai miti di fondazione della città. Direi che dal punto di vista del respiro europeo ci sono alcuni elementi importanti. Innanzitutto vorrei ricordare la come dire, casuale partecipazione di Luca Giordano a una messa in scena di un melodramma 1680, Eteocle e Polinice, rappresentato nella Sala Reggia.
E probabilmente questo evento importante per la cerchia artistica locale dà avvio un po' alla partecipazione di diversi artisti, diversi pittori al progetto scenografico, e di cui ho dato anche riscontro all'interno del saggio. Ad esempio Nicola Vaccaro, Andrea Del Po, che compendiano peraltro le figure di librettisti, di impresari e di realizzatori di scene. Tutto questo mi sembra sia un elemento specifico napoletano che raramente trova riscontro in altri ambiti italiani. Ma non solo questo, direi anche che questo filone dei pittori scenografi in qualche modo poi si ricollega, il filo rosso che si ricollega con la famosa scena a quadro che comincerà a comparire a Napoli già negli anni 40 del Settecento, quindi è quasi una sorta di anticipazione di questa tendenza che poi avrà un respiro europeo. E in questo senso direi la ricerca napoletana nel campo della scenografia, pur mantenendo alcune sue peculiarità, come dicevo prima, tende comunque a partecipare di un più ampio, diciamo, respiro europeo. Non solo questo, ma anche certamente la presenza di un grande maestro della scenografia europea, quale Ferdinando Galli Bibbiena, presente a Napoli proprio nel passaggio tra 6 e 700, nella stagione 1699-1700, introduce certamente nuove esperienze che provengono ovviamente dal suo personale ciclo, diciamo, di partecipazioni a importanti allestimenti italiani, e in qualche modo sollecita anche un'altra strada, quello appunto della ricerca prospettica. Direi che questi due aspetti sono due anime, come dire, diverse della scenografia nella seconda metà del secolo qui a Napoli, e che si incarnano poi in una figura altamente, come dire, professionale, quale quella di Gennaro Delle Chiavi, che rappresenta veramente il momento di svolta. Direi che si passa da una concezione della scenografia più legata a un'attrezzeria semplice come quella appunto delle prime stanze napoletane, a una complessità, diciamo, di tecniche e di visioni che appartengono sostanzialmente all'opera veneziana, che arrivano qui poi con scenografi provenienti proprio da Venezia. Anche questi poi sono figure che noi chiamiamo scenografi, ma in realtà compendiavano spesso anche la figura dell'impresario, del coreografo e di altre, diciamo, entità. E penso appunto a Curzio Manara, a Balbi, e certamente la loro presenza qui a Napoli ha aiutato un po' ad aprire sia da parte dei professionisti che del pubblico l'esperienza appunto anche visiva dell'opera veneziana, che sappiamo essere stata molto importante. Quindi direi che se inizialmente la visione della città si attesta in scorci soprattutto nell'area di Posillipo, perché meglio si legano al tema della pastorale, piano piano parti della città nuova anche vengono inseriti anche nelle scenografie, e Gennaro Delle Chiavi ad esempio ripropone addirittura per rappresentare la reggia di Nettuno non più ambientazioni appunto naturalistiche e scorci di Posillipo, ma addirittura la nuova darsena costruita dal viceré Dognate sotto il Palazzo Reale, quindi nel porto di Napoli. Grazie. Allora, anche qui adesso le suggestioni sono plurime e la volontà di intervenire è molta, però mi trattengo. Ricordo solo che, anche se non c'è Paolo Giovanni Maione, che nel suo saggio c'è un testo che occupa 7-8 pagine, un testo lunghissimo, che è il testamento di Gregorio Delle Chiave, che lascia appunto a Gennaro una quantità di oggetti. E davvero, se vogliamo così dire, cos'è il teatro, è anche questa catasta di cose varie, dove c'è davvero di tutto e di più, ed è una specie di fotografia della complessità. Allora invece passiamo a Bianca Maurmair, che si è occupata in un capitolo della danza. Ripeto, anche questo un capitolo bipartito o complicato tra la dimensione cortigiana e quindi
il tipo di spettacolarizzazione che veniva ricordata adesso, invece poi una codificazione che riguarda il palcoscenico. Lasciamo anche a lei la parola, chiudiamo il giro e poi ripartiamo con chiacchierando un po' su questi temi. Sì, ringrazio moltissimo il professor Ciapparelli per aver evocato la figura del Balbi, che mi permette in effetti di aprire immediatamente su una dimensione europea per Napoli. Premetto che non sono una specialista né del ballo né dello spettacolo napoletano, ma proprio del teatro pubblico veneziano, e il Balbi è ballarino celebre veneziano che da Venezia va a Parma, Firenze, Parigi, Bruxelles e finisce poi a Napoli e a Palermo. Quindi è un bellissimo spunto per poter inserire la dimensione professionale che arriva a Napoli per quel che riguarda la danza attraverso figure itineranti. D'altra parte, per poter studiare la danza napoletana dalla mia posizione umile di ricercatrice in danza, più specificatamente veneziana e francese, ho preferito comprendere, cercare di intuire come diversi dispositivi e metodi di composizione coreografica che sono diffusi in tutta Europa e quindi non sono solo specifici all'area napoletana, vengano però appropriati da Napoli per poter trasmettere una napoletanità. E in questo senso sono rimasta particolarmente colpita da queste due figure che sono il pretesto tematico e coreografico per il mio contributo, i soggetti danzanti delle sirene e dei cigni, che, come giustamente il professor Ciapparelli ricordava, la sirena è in sé sufficientemente simbolica per poter evocare la città di Napoli, perché Napoli fonda la propria mitologia su questa figura, e che la danza possa partecipare a questa costruzione culturale mi sembrava particolarmente interessante da analizzare. E dall'altra parte il ballo dei cigni, che a mia conoscenza non sono riuscita a trovare altrove in Italia, quantomeno esistono diverse danze di diverse tipologie di uccelli, anche posticci. Il Balbi utilizza tra l'altro dei pappagalli, proprio a Napoli, ma anche a Firenze e a Parigi. Tuttavia il cigno è di per sé una figura che ho potuto identificare solo a Napoli, e sapendo il valore simbolico che la danza del cigno prenderà nel seguito a livello europeo, più specificatamente nel Novecento, Ottocento, mi era sembrato particolarmente interessante porre una certa attenzione su questa tipologia di danza. Danze che vengono interpretate e da aristocratici e da professionisti, talvolta mescolati, talvolta no, perché la danza costituisce una di quelle discipline del corpo di cui un buon cortigiano si deve appropriare per poter trasmettere una certa idea di aristocrazia, se posso permettermi di usare questo termine, il proprio status sociale. Grazie. Allora adesso ricominciamo. Da una parte avrei la tentazione di chiedere a ciascuno di voi qualcosa, però mi pare che siano emersi dei temi che possiamo anche mettere insieme. Allora, una cosa per il saggio di Francesco Cotticelli. Mi sembra davvero importantissima la focalizzazione sulla questione dell'appalto dello ius representanti, cioè c'è un'istituzione napoletana, la Casa Santa degli Incurabili, che diventa il gestore dell'intero teatro. Tutte le cose più disparate che noi possiamo, o spettacolo, che possiamo raggruppare in questa categoria, hanno un diritto che viene fornito, venduto, subaffittato da questa istituzione. Ecco, questo è davvero qualcosa che rende compatto e centrale anche il vario e il disparato, ed è un aspetto molto importante. Per esempio c'è
quindi anche coloro che salgono in banco, che fanno atti di commedia, i giocolieri, eccetera, eccetera, sono inglobati in questa categoria, quindi anche lo spettacolo di strada. Qui mi ha colpito tantissimo il tentativo di non pagare il balzello, di non avere l'agibilità, come si dice nei tempi moderni, da parte dei venditori di rimedi che dicono non si deve pagare il biglietto perché, cioè, non dobbiamo dare il balzello perché il pubblico non paga per vedere, ma compra degli oggetti. Questo apre delle prospettive di paragone molto forti. Allora, per esempio, questa è una situazione che assomiglia molto a Parigi, dove c'è l'Hotel de Bourgogne che ha un appalto esclusivo, e non assomiglia per nulla a Venezia, dove invece dei nobili mercanti in una repubblica oligarchica fanno quello che gli pare. Quindi in questi anni il nobiluomo Priuli osserva, ma guarda, tutti i miei gli altri nobili prendono dei terreni vecchi oppure buttano giù degli edifici e costruiscono dei teatri a pagamento. È un'ottica completamente diversa, e questo è molto napoletano-centrico ed è molto da scena reale. Adesso farei una conferenza, ma mi trattengo. Però questo coinvolge anche i temi della scenografia e della danza. È uscito recentemente un libro dedicato al teatro che ha visto Giovan Battista Marino a Parigi, che è un libro molto rilevante per una serie di queste questioni. Quindi troviamo un grande napoletano che va a Parigi, che osserva il teatro reale di Parigi, e potremo mettere insieme queste cose. L'altra cosa che invece adesso rilancio a tutti quanti, visto che è stata citata adesso da tutti e tre, ma è una dimensione molto presente in tutti i saggi, è la dimensione pastorale. Allora, non solo il genere pastorale, ma una terza scena, diciamo così, nel senso più ampio, che non è né commedia né tragedia, ed è quella che incarna anche gli elementi più forti della scena, chiamiamola barocca, della scena secentesca in genere, dove stanno dentro l'opera e tutte le altre cose, ma anche alcuni caratteri fortemente napoletani, che riguardano il mito della fondazione napoletana, per esempio la sirena Partenope. Riguarda dei personaggi napoletani che già in qualche misura hanno fatto, naturalmente a molta distanza, questo mestiere. Pensiamo a Sannazzaro, che da una parte è l'autore dell'Arcadia, che è uno dei testi, per esempio, che influenza fortissimamente il teatro, il plurilinguismo veneziano, ruzzante, veneto, eccetera. Ma Sannazzaro è anche un autore che guarda questa dimensione, adesso non so se di parole chiantute, però in altri generi, invece di un'attenzione allo specifico napoletano. E poi la terza scena è quella che tiene insieme tutte queste due dimensioni, cioè la corte e il teatro a pagamento, il teatro privato. E prima Pierluigi Ciapparelli ha detto luoghi specifici. Noi crediamo di essere gli inventori del site specific, che invece è una dimensione tipica dello spettacolo barocco. Ecco, il teatro napoletano è, secondo me, site specific, proprio al di qua del professionismo. Cioè, quindi a me di questo, devo dire, di tutti i vostri saggi del libro, ha interessato moltissimo, non tanto l'idea poi di trovare delle corporazioni, dei mestieri, delle cose molto definite, ma un intreccio che precede. Ecco, poi è ovvio, e questo anche a discapito voi avete richiamato i veneziani che stanno a Napoli e così via. Poi è ovvio che lo spettacolo diventa uno spettacolo di circolazione, di persone che cambiano luoghi e sedie, che si mescolano, e di pratiche. Però questa dimensione mitico-pastorale, dove stanno le lingue, la scena, la danza, la corte e la città, di questa città che si amplia straordinariamente in questo momento, secondo me è tipicamente napoletano, è site specific, e questa cosa l'ho vista di più dopo avervi letto. Mi taccio e lascio a voi la parola per il secondo giro. Riprendo allora io la parola accogliendo la tua sollecitazione sul problema dello ius representanti. Prima dicevo che è stata una specie di magnifica ossessione nelle mie ricerche, e mi fa piacere che la cosa trovi conferma nell'interesse che ha suscitato in un lettore accorto come sei tu. Perché credo che sia un caso molto interessante, storicamente parlando, anche di eterogenesi dei fini. Cioè, quando a Napoli alla fine del Cinquecento viene esteso questo provvedimento madrileno, per cui viene affidato a un'istituzione, un ente assistenziale
il diritto di percepire il 50% dei ricavi delle pubbliche rappresentazioni di qualunque tipo esse siano, proprio per alimentare le casse di questo ente di assistenza e di solidarietà, si direbbe oggi, verso le classi più disagiate, anche qui con un'ampia gamma che le fonti più tarde ci restituiscono. Stiamo parlando di uno di quei provvedimenti che in realtà illumina un fenomeno molto particolare della storia del teatro a cavallo tra 5 e 600, cioè come fare per affrontare la presenza di uno spettacolo non più occasionale ma permanente, organizzato, laddove sopravvivono, diciamo, a pieno titolo tutta una serie di riserve di ordine morale che insomma sono anche, diciamo, estremamente prestigiose perché vantano a quell'altezza cronologica una tradizione secolare. Parlavo di eterogenesi dei fini perché in realtà poi lo strumento si rivela adattissimo non soltanto ad esercitare un controllo sul settore pubblico, ma vorrei dire anche a cogliere in fondo le potenzialità del settore. Quindi più che a reprimere lo spettacolo pubblico, serve in realtà a dare degli argini, a dare delle regole che però ne permettano assolutamente la fioritura. Ed è interessante vedere come la Casa Santa degli Incurabili si rende protagonista della costruzione del San Bartolomeo, a dimostrazione che in fondo quel gettito fiscale non era affatto irrilevante poi per le sue attività e rappresentava anche un titolo, diciamo, di partecipazione alla vita cittadina di tutto rispetto. Oltretutto, la presenza di un balzello così oneroso serviva anche a imporre una sorta di autodisciplina alle compagnie che decidevano di esibirsi a Napoli, perché si direbbe con un linguaggio moderno, occorreva verificare in anteprima anche la sostenibilità dell'impresa. E ci sarebbe anche da dire che, per esempio, la fioritura di un circuito privato di prestazioni occasionali nelle case dei particolari serviva anche non soltanto come autopromozione degli artisti, ma anche a titolo di integrazione diciamo, di ingaggi, di situazioni che prevedevano comunque guadagni sempre sottoposti a questa leva fiscale. Vorrei anche osservare che da documenti trapela un'altra cosa per parlare appunto della modernità e utilizzare un linguaggio moderno. Ovviamente il controllo su tutte le pubbliche rappresentazioni come ciarlatani, saltimbanchi, quelli che poi creavano anche quei problemi legali a cui accennavi tu, era affidato in realtà più che altro a studi di settore. Cioè era impensabile immaginare un prelievo fiscale misurato sull'incasso di quella specifica performance, di quella specifica giornata, e spesso e volentieri la soluzione più praticata era appunto quella di un prelievo che tenesse conto di, diciamo, di orientamenti e di medie, possiamo dire, generali. Altra cosa per parlare, nascerebbe come una repressione e in realtà dà un grosso impulso alla nascita di quelle figure empresariali su cui secondo me si costruisce molto più della storia del teatro occidentale di quanto ancora oggi non siamo disposti ad ammettere, perché sono persone che poi in qualche modo decretano la fattibilità e orientano anche la prevalenza di certi linguaggi rispetto agli altri. Mi piacerebbe per esempio ricordare che delle chiavi, che il nome giustamente emerso dalle riflessioni di Pierluigi Ciapparelli, non a caso si è misurato anche con la gestione dell'impresa, ma è un destino comune anche a altre protagoniste della vita artistica, penso a Giulia De Caro. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che si tratta anche in questo caso di una promozione sociale, perché gestire l'impresa significa accedere a circuiti di finanziamento, di riconoscimento, che magari sono interdetti in altre professioni. Per cui, per esempio, nel corso del primo Settecento noi assistiamo a commercianti, e un nome solo tra tutti credo che sia interessante, Carasale, ma ci sarebbe da citare anche quello di Carlo Barone, che in fondo accettano anche il rischio di qualche perdita economica perché la visibilità e il prestigio che l'impresa teatrale dà non emergerebbe, diciamo, con la stessa irruenza da altre imprese e da altre avventure. Quindi prima notavo questo discorso dell'eterogenesi dei fini, perché quello che sembrerebbe il retaggio di un approccio molto greve all'attività teatrale
quindi ha una sorta di elemento di compressione, finisce poi con l'avere invece un valore altamente positivo, proprio un lievito che attiva anche una pluralità di esperienze professionali. E vorrei chiudere con un'osservazione che in un certo senso una storia del teatro dal punto di vista del management culturale mi sembra in realtà ferma alle aperture di credito che il tema ha avuto, diciamo, più o meno a cavallo tra gli anni 70 e 80. E invece sarebbe interessante vedere come queste esperienze si confrontano fra di loro, perché un altro livello di scambio culturale tra vari territori, tra varie entità, o anche un altro livello di definizione di casi singoli e di tendenze generali, che secondo me illuminerebbe molto una serie di, diciamo, di aspetti che troppo spesso noi tendiamo, diciamo, scusate la metafora, ad appiattire sul dato artistico, laddove insomma anche qui il groviglio è un po' più complesso. Benissimo, continuiamo il giro. Ecco, su questo poi vorrei parlare vabbè, ma non posso, tanto per dirne un'altra persona che hai incontrato in documenti napoletani del primo Settecento, Girolamo Medebach, è un signore che fa il capocomico a Napoli, poi viene a Venezia e si inventa, tra virgolette, Carlo Goldoni, aprendo uno spazio organizzativo teatrale non nobiliare che non esisteva, e quindi anche questa è una storia che ha una lunga durata, insomma. Va bene, adesso passiamo al tema che invece proponevo prima del... A proposito dell'ambientazione pastorale a cui facevi riferimento, certo, il nome di Sannazzaro diventa fondamentale in una riflessione sull'origine della letteratura dialettale di tipo riflesso, perché Sannazzaro in fondo è stato forse il primo a vedere Napoli come prospettiva, come compresenza di mondi diversi, e vederla un poco come mondi in trasparenza, per cui l'ambientazione bucolica dell'Arcadia in fondo si propone come una sorta di idealizzazione della città stessa, così come Sannazzaro è stato il primo a portare in scena alcuni frammenti della realtà nei cosiddetti gliommeri, che pure erano testi recitativi, monologhi, nei quali Sannazzaro e probabilmente anche altri autori della corte aragonese, quindi di fine 400, guardavano pezzi della realtà, facendo parlare delle persone che altrimenti non avrebbero avuto spazio in letteratura. Quindi da un lato troviamo i pastori nell'ambientazione arcadica, dall'altro troviamo questi personaggi che un po' rappresentano il doppio cittadino del pastore arcadico, e portano in scena in un certo senso anche loro, se non proprio le parole chiantute, cioè non proprio le parole plebee che vengono riscoperte da Fiorillo e da altri, però parole che rimandano a una realtà quotidiana, quindi il lessico della realtà, per esempio le parole dell'alimentazione, le parole dell'abbigliamento che vengono fuori in questi gliommeri. E già Sannazzaro ci dà l'idea, in qualche modo, di una città in cui sia possibile incontrare persone diverse. In realtà la caratteristica che esplode poi definitivamente nella Napoli del 500 e del 600 è quella di una città che mette insieme ambienti diversi, ambienti che vivono tra loro accostati, in continua interferenza, e non in mondi separati, ma mondi in cui si può trovare di tutto. Quindi Napoli è una città in cui c'è tutto, come poi dirà all'inizio del Seicento con esplicito orgoglio Giulio Cesare Capaccio: Napoli è tutto il mondo. È proprio l'idea che in questa città fosse possibile trovare tutto. Anche qui c'è la possibilità di fare un confronto con la Napoli del 400, perché
un cronista del secondo Quattrocento, Loise de Rosa, nell'esprimere la sua soddisfazione di vivere a Napoli, quindi sottolinea anche come Napoli sia una città in cui a poca distanza è possibile trovare le 4 stagioni. Dice proprio così: andiamo a Montevergine e troviamo l'inverno, andiamo in altri luoghi e troviamo l'estate, quindi è una città che ha tutto a disposizione. Ora, questa idea ritorna in qualche modo nella letteratura, anche nella scena seicentesca, e quindi anche l'ambientazione bucolica seicentesca in fondo allude in qualche modo a questa realtà composita, con una caratteristica tipicamente teatrale poi, perché è vero che letteratura e teatro hanno elementi di contiguità e di convergenza, però forse conviene sottolineare un aspetto tipico del teatro rispetto alla letteratura, che è appunto la tendenza teatrale a portare in scena personaggi che parlano lingue diverse. Sappiamo che da sempre, si può dire, la caratteristica professionale dell'attore è quello di saper parlare anche lingue diverse dalla propria, cosa che viene messa in risalto anche per gli attori napoletani del tempo. Saper parlare o almeno saper alludere, cioè dare un'idea scenica della molteplicità delle lingue per suggerire il diletto attraverso la recitazione. Ora, in letteratura invece, da un certo momento in poi, si va verso il monolinguismo. Quindi il monolinguismo della letteratura in un certo senso fa riferimento implicito a una realtà plurilingue, però di fatto porta in scena, o meglio, rappresenta in letteratura un monolinguismo dialettale assoluto, che forse nella realtà non si è mai trovato, soprattutto non si trova in una grande città. Quindi anche questa ricerca di monolinguismo in letteratura rappresenta, se vogliamo, uno dei più straordinari effetti della letterarietà. Grazie, ecco, poi all'inizio del tuo saggio citi un saggio capitale che riguarda soprattutto il Veneto di Gianfranco Folena sulla commedia delle lingue, e questa è esattamente la riproposizione, anche con gli elementi arcadici, pastorali, eccetera, di qualcosa che forse in Veneto è successo prima e che adesso a Napoli nel Seicento, in una realtà metropolitana, assume un aspetto molto più forte, più ampio. Ecco, poi mi sarebbe piaciuto, c'è anche un utilizzo di Francesco Orlando del Ritorno del Represso. Vabbè, Orlando ha insegnato a Napoli e poi anche a Venezia, è stato uno dei miei maestri, e anche qui adesso recentemente Luca Donghi ha scritto un saggio che mi ha mandato pochi giorni fa sul un utilizzo della categoria di Ritorno del Represso di Orlando in senso linguistico, dove non solo la lingua viva, la lingua che si ascolta nelle piazze, nei luoghi, il mescolamento, ma anche quegli elementi della profondità, dell'arcaico e del rimanente che ritornano in una codificazione teatrale. Grazie, continuiamo il giro. Scusate delle mie intromissioni, ma è inevitabile raccogliendo spunti e curiosità. Penso sia il mio turno. E a proposito di quanto ci ha illustrato il professor De Blasi riguardo la pastorale e anche riguardo alla visione, diciamo, della realtà della città, vorrei portare un esempio, un caso esemplare che riguarda proprio l'architettura teatrale e quindi anche la scenografia. È interessante che proprio Basile, nelle avventurose disavventure del 1611, collocasse il luogo dell'azione
proprio nel luogo detto La Sirena, che poi è sostanzialmente il famoso Scoglio della Sirena, luogo dove i Carafa di Stigliano, una delle famiglie più potenti della città, possedeva un casino di delizie, e sappiamo che questa villa era utilizzata anche per intrattenimenti di tipo musicale e teatrale, tant'è che c'è anche un ciclo, un libro di villanelle dedicate proprio ai Carafa di Stigliano con il titolo La Sirena. Ma ancora più emblematico è il fatto che proprio in questo luogo, quando ormai è divenuto Palazzo Donn'Anna, con all'interno uno splendido teatro seicentesco ancora oggi conservato, proprio qui abbiamo una delle poche notizie certe di rappresentazioni della Rosa di Giulio Cesare Cortese, datato nel 1621 la prima edizione. E come sappiamo Cortese porta l'azione di questo splendido pezzo di teatro nella collina di Posillipo, e infatti nel teatro di Palazzo Donn'Anna la scena è sostanzialmente aperta verso lo spazio naturale del golfo attraverso 3 archi che guardano proprio nella spazialità della città seicentesca, come ancora oggi del resto si verifica. Quindi mi sembra quasi che proprio il mondo della pastorale e dell'editoria teatrale, diciamo, di questo primo ventennio, se non trentennio del secolo, in qualche modo abbia anche suggestionato la ricerca degli architetti e degli scenografi, e penso appunto in particolare per Palazzo Donn'Anna al grande caposcuola del barocco napoletano che è Cosimo Fanzago. Ma c'è anche, ritornando al tema di cui accennava il professore Vescovo, e cioè sull'idea che lo spettacolo si attui non solo nei tanti luoghi che sono oggi documentati, ma anche proprio all'interno della città. Ricorderei appunto che questa idea dello spettacolo nella città è molto presente nei cicli delle feste liturgiche. Io ho accennato nel saggio, ad esempio, alla festa di San Giovanni Battista, che ha avuto un'esemplare edizione nel 1629, tanto da essere immortalata poi in una celebre rendiconto a stampa nell'anno successivo, dove addirittura il tema appunto religioso viene trasposto in una sorta di rito di rifondazione della città, ovviamente teatralizzato, con le strade che disegnano un percorso chiamato appunto lo Zodiaco, composto da 12 diverse strade che ovviamente fanno capo alla zona del porto, dove si collocavano ovviamente le attività produttive, soprattutto quelli dei tessitori, degli orafi, e ciascuna strada viene intitolata ad uno degli aspetti, diciamo, positivi del regno del viceré Duca d'Alba. Ognuna di queste viene connotata, poi teatralizzata attraverso un sistema di architetture effimere, archi, tessuti, pannelli decorati, e in alcuni punti di questo itinerario ovviamente si colloca lo spettacolo teatrale vero e proprio, con un palcoscenico dove vengono recitati drammi sacri. E questo ci sposta anche un altro dei temi importanti, cioè che lo spettacolo sacro poi ovviamente invade anche i luoghi del culto, quindi a cominciare dalle chiese, ma anche ovviamente dalle tante confraternite religiose che appunto caratterizzano la città barocca. Un altro tema che si lega un po' a questo, e quindi a quanto diceva il professor De Blasi riguardo alla molteplicità di lingue, è proprio quello del rapporto con la Spagna, che come sappiamo è stato anche ben indagato da professore Cotticelli in alcuni saggi. Direi che questo è uno degli aspetti che per quanto riguarda la scenografia andrebbe ulteriormente indagato, cioè cosa arriva, diciamo, dello spettacolo spagnolo qui a Napoli dal punto di vista visivo, quali sono le pratiche che vengono accolte e poi ulteriormente sviluppate dai professionisti locali.
Siamo abbastanza adesso in grado di capire il processo di trasformazione della messa in scena con l'arrivo dell'opera veneziana alla metà del secolo, ma direi che ancora resta da indagare proprio questo rapporto con la scena spagnola, che certamente ebbe sicuramente un influsso importantissimo, tanto appunto da avere poi produzione locale di testi in lingua spagnola per il teatro. Quindi direi che questo è un aspetto che andrebbe ulteriormente indagato. Grazie, allora chiudiamo il giro anche perché il tempo, ahimè, Sì. la sentiamo Bianca Morbair su questi temi. Sul tema del pastorale, effettivamente il soggetto coreografico o coreutico pastorale è di vecchia tradizione, lo possiamo far rimontare agli intermedi divertissement di diverse corti europee, permette la rappresentazione di caratteri mitologici, arcadici o ninfe e pastori, attraverso diverse modalità compositive che possiamo sussumere nell'espressione danza geometrica, che è forse uno dei cuori del mio saggio. Danza geometrica cos'è? È un metodo compositivo in cui il coreografo, termine in realtà anacronistico per il periodo, poiché il termine proprio è compositore di balli, grazie ad un gruppo di danzatori che deambulano su di una scena o comunque su di uno spazio adibito a spettacolo, può costruire tel un géomètre inventif, l'espressione mutuata da forse il primo chiaro riferimento alla danza geometrica nel celeberrimo Ballet Comique de la Reine del 1581, composto da un italiano, Baldassare del Belgioioso, francesizzato in Baldassare du Beaujoyeux, riesce a comporre delle figure misurate nello spazio e misurate nella musica, precisamente apposte sull'area musicale. E questa tipologia di danza geometrica si può ritrovare proprio in quei due soggetti coreutici di cui parlavo prima, le sirene, ma soprattutto il ballo dei cigni, soggetto in sé pastorale, che ritroviamo nelle delizie di Posillipo, Boscarecce e Marittime del 1620, ma anche nel Monte Parnaso del 1630. E che debbono non solo danzare secondo la loro naturalezza, e qui si potrebbe aprire una grandissima parentesi su che cosa significa la loro naturalezza, ma debbono proprio permettere una costruzione geometrica pensata e ben concepita da parte del coreografo Giacomo Sbiardo, attraverso giri e vagheggi. Siccome questa espressione giri e vagheggi può di per sé sembrare relativamente laconica, e in effetti uno dei punti sul quale il mio saggio voleva andare ad insistere era come il ricercatore può metodologicamente sciogliere le espressioni che si riferiscono alla danza, anche qualora queste sembrino non trasmettere davvero l'oggetto danza, grazie a un corpus documentario relativamente eterogeneo. Non solo le descrizioni parola per parola date da libretti o cronache dell'epoca, ma anche attraverso incisioni. E proprio delle incisioni accompagnano le delizie e accompagnano anche la relazione di una festa da ballo del 1639 ideata da il viceré di Napoli in onore della nascita dell'infanta di Spagna e danzata dalla viceregina Anna Carafa e dalle sue dame del 1639 appunto. Cosa ci rappresentano queste incisioni? Ci danno una visione sincronica di varie figure date dal compositore in queste due occasioni.
Nello specifico 9 figure per quel che riguarda la danza di Anna Carafa, 24 per quel che riguarda la danza delle delizie, danzate da altrettanti cavalieri, 24. Queste figure sono un momento clou, se posso permettermi di usare questa espressione un po' ironica, della danza geometrica. Il gruppo di danzatori si muove nello spazio fino a cristallizzarsi, quasi congelarsi in uno spazio preciso del luogo adibito a scena, che lo spettatore è chiamato a leggere, è chiamato a interpretare mettendo insieme le diverse corporeità danzanti, come potremmo fare noi oggi con una settimana enigmistica nel giochino in cui ci sono i vari numeri e bisogna ricollegarli. Quello che emerge è la figura. Lo spettatore, possibilmente in una posizione frontale sopraelevata, può cogliere questa figura che può essere una lettera, e ciò ci permette di intuire che la danza geometrica può farsi testualità incorporata o propriamente discorso, lettera dell'alfabeto, può essere un animale, può essere un emblema, può essere una immagine totalmente astratta. In quel caso la relazione o il libretto accompagna la lettura di queste immagini con una descrizione o comunque una spiegazione di cosa queste figure vengono a rappresentare. Che cos'è che mi interessa sottolineare di queste incisioni che troviamo, ripeto, nelle delizie e nella relazione della danza interpretata da Anna Carafa? Prima di tutto una prospettiva a volo d'uccello che ci permette di cogliere la lettura di queste immagini non tanto dalla prospettiva né del danzatore che sta compiendo la coreografia, né dello spettatore che la sta ricevendo, né del fruitore, ma da parte di un possibile spettatore quasi onnisciente, che applica una distanza intellettuale, gli permette di cogliere nella sua integrezza e nella sua complessità la figura infine formata. Quindi una contemplazione astratta della figura condensata in un unico momento, in un unico sguardo. Immagine sincronica che non dà la locomozione, non dà la progressione di per sé della danza nel tempo, ma semplicemente un qualcosa di molto più succinto. Non sono io a dirlo, è la professoressa Marina Nordera rispetto ad una immagine molto nota alla ricerca in danza, il contrappasso fatto con vera matematica sopra i versi d'Ovidio, presente nella Nobiltà di Dame di Fabrizio Caruso, un trattatista e maestro di ballo celebre di fine 500, inizio 600. E secondo punto importante nella presenza di queste incisioni è quello che ho definito nel mio saggio il metasegno, vale a dire il simbolo con il quale si vuole dare ad indicare la corporeità danzante nello spazio. Per quel che riguarda la danza della viceregina Anna Carafa si tratta di la rappresentazione di Anna Carafa in quanto sole, poiché corifeo del ballo e delle sue dame come stelle, ma ancora più interessante nelle delizie sembrerebbe che un metasegno sia stato creato appositamente per questa danza, è un tipo di simbolo che non si trova altrove, un cerchio nero con una specie di trattino quasi orizzontale dal quale si potrebbe poi trarre l'orientazione, scusatemi, i francesismi ogni tanto escono fuori, l'orientazione del corpo nello spazio. Perché sottolineo questi due punti e con questo concludo? Perché la posizione a volo d'uccello e la presenza di metasegni specifici per poter rappresentare la danza si troveranno in quella coreografia
sistema di notazione coreografica ideata a fine 600, poi pubblicata nel 1700 da un francese, Raoul Auger Feuillet, insieme a Pierre Beauchamp, maestro di danza di Luigi XIV, con la differenza che se nelle immagini da me citate c'è questa sincronicità data nella figura rappresentata, Feuillet e Beauchamp riusciranno a far progredire la danza sul foglio come se stesse progredendo in una sala di danza. Grazie, adesso sono emersi molti altri temi, da quello dell'oralità, del racconto riflessa nel teatro, a quello della visione, adesso a questo della notazione dei sistemi di codifica che ci porterebbero lontano. Abbiamo superato largamente il tempo a nostra disposizione, quindi dobbiamo, temo, arrestarci qui. Mi pare che sia stata comunque una conversazione molto interessante, ricca di spunti, come anche lo sforamento ha indicato, e quindi vi ringrazio e spero che possiamo vederci e continuare a parlare di questi argomenti, magari a Napoli, che mi manca moltissimo. Grazie.